Monsignor Francesco Moraglia, qual è il suo primo pensiero in questa Pasqua veneziana? Beh, il primo pensiero non può che essere purtroppo quello della guerra, perché si stanno delineando scenari che in qualche modo saranno devastanti, qualunque sia l'esito della guerra. E allora bisogna fare un appello alle persone perché riescano ad avere delle risorse, degli anticorpi spirituali, interiori e stare molto vicino alle persone provate che stanno venendo nel nostro territorio e che cerchiamo di accogliere nel modo migliore. Penso però che sarà soprattutto una divisione delle famiglie perché gli uomini per ovvi motivi purtroppo sono in Ucraina e qui vengono le donne e vengono i bambini, quindi anche degli inserimenti che saranno traumatici anche per questa difficoltà di famiglie spaccate, Dio non voglia anche divise per sempre a causa degli eventi bellici. Come diceva, la diocesi è impegnata in prima linea. Ci siamo mossi subito, noi avevamo già un legame con il seminario di Leopoli, con l'arcivescovo di Leopoli, prima della guerra per un aiuto, per una vicinanza. Adesso certamente i problemi e le questioni aumentano. Io credo che la Basilica di San Marco spenderà un po' il suo nome anche in qualche evento benefico proprio per riuscire a poter destinare anche somme importanti proprio in aiuto delle popolazioni ucraine. Qui in Piazza San Marco rivediamo finalmente i turisti rispetto anche alla Pasqua scorsa. La città si sta riprendendo? Ma la città si sta riprendendo, direi anche da qualche mese la città si è ripresa, ha fatto presto a riprendersi per quello che riguarda il flusso dei turisti. Naturalmente rimangono sempre i problemi di Venezia che sono quelli di una abitabilità, di una civicità, di una vita da città anche residente e purtroppo Venezia fatica e sempre di più si offre come uno scrigno prezioso, però questo crea, dico al turismo, come scrigno prezioso per il turismo, però questo comporta indubbiamente che la città in quanto tale, le famiglie e i bambini trovino difficoltà di permanenza, di abitare questo luogo. La prima può essere proprio la cultura un veicolo per portare alla pace? Ma la cultura è un veicolo di portare la pace se è una cultura di pace ed è questo per cui all'inizio dicevo proprio bisogna fare un appello al cuore e all'intelligenza degli uomini, perché la cultura può essere anche una cultura di guerra o di divisione, quindi è veramente importante che riusciamo a trovare una cultura che fondamentalmente si spenda sulla persona riconosciuta come valore a partire dal quale si costruisce un bene che mai prescinde dalla persona e nello stesso tempo bisogna anche che la persona sia capace di relazioni buone, quindi razionali prima di tutto, perché questa guerra è anche frutto di tanta irrazionalità, di tanta visione ideologica e da una parte e dall'altra, pur rimanendo la distinzione tra aggressore e aggredito. E nello stesso tempo questa intelligenza e questa capacità di incontrare l'altro che si chiama amore, ecco, credo che sia la cultura, l'unica cultura che può aiutare. Altre culture, se si dovessero affermare, spaventano. Lo scorso anno aveva dedicato la messa di Pasqua un po' ai medici e agli operatori sanitari. A quest'anno a chi pensa in particolare? Bene, penso alla situazione dell'Ucraina, certamente. Penso a chi sta piangendo e soprattutto non vede un futuro roseo perché i tanti morti segnano, penso, ormai quasi ogni famiglia dell'Ucraina. Un augurio di Pasqua ai nostri telespettatori, poi buona Pasqua Patriarca. L'augurio di Pasqua è che sappiano gli uomini rientrare in se stessi
sappiano i credenti guardare con decisione e semplicità alla figura di Gesù. Tutto il resto poi può diventare una semplice conseguenza.